Primi 2 punti del match, mentre questo? risponde dall'altra parte Ce lo siamo persi Toto questo. Forrai, che riesce anche a sorprendere la regia in questo caso. Però non sono sicuro, è stato un autopassaggio da fondo? E non sarebbe la prima volta, No, perché infatti. già l'ha fatto più volte in questa stagione, una anche ai danni di Milos Teodosic, mentre Watt ribalta per De Nicolao, ancora una volta palla schiacciata a terra. Watt cerca la giocata invirata contro la Durner, che difende anche molto bene, però poi Mitchell Watt è semplicemente troppo forte. Ma non puoi fare difesa migliore di questa. La Durner ha fatto quello che doveva, e che Watt riesce a trovare questo, pennellando con questa mano mancina, un canestro diretto senza usare il tabellone. Adesso perde però palla Tonut, recupera Forrai, un numero di magia davanti a De Nicolao, sbaglia la conclusione, si danno fastidio in 2 giocatori di Trento, alla fine si sposta a mezzanotte e lascia il comodo appoggio a Caroline. Sai quando a volte la troppa velocità non ti permette di trovare la coordinazione per arrivare fino in fondo? Beh, più o meno quello che è successo a Forrai. Impressionante la velocità che ha dato al suo corpo per mangiarsi questo campo in pochissimi secondi. E questo recupero di Forrai, buttandosi a terra, riesce a strappare il pallone, poi anche indirizzarlo a un compagno. Dall'altra parte cerca l'assist per Caroline, che galleggia in aria, segna il canestro. Adesso con l'orgoglio, con il cuore, Trento prova addirittura a tornare in parità. Beh, con la capigliatura lo potremmo chiamare Forrai-san, cioè, perché sembra veramente, c'ha questa capigliatura da samurai, da lottatore, ed è quello che lui, secondo me, è per questa squadra. Un lottatore, uno che fa vedere la strada giusta da prendere, anche quando a volte le cose non funzionano. Time out questa volta chiamato da parte di Walter De Raffaele, il secondo time out in questo primo tempo per Venezia. Forrai per il momento 7 punti, un assist, già 2 recuperi, di cui quello che abbiamo appena visto nel replay. Un giocatore che magari non sempre mette assieme grandi statistiche, ma perché anche non è il suo ruolo, non è quello che probabilmente la squadra gli chiede. Lui è lì per fare quello che serve, è lì per metterci la difesa quando deve difendere, delle triple importanti quando deve segnarle, il carattere e la leadership quando deve trascinare gli altri dietro di sé. È un giocatore utile in 1000 maniere diverse. Amo quei giocatori lì che non vanno giudicati da una statistica, da una classifica, dai numeri, perché poi sono in grado di produrre quello che l'allenatore gli chiede. L'allenatore ti chiede punti, ok, è in grado di mettere punti a tabellone, perché lo abbiamo visto sfornare dei ventelli con una facilità incredibile. Il tuo allenatore ti chiede difesa, sono in grado di farlo. Mi chiede di difendere il migliore dell'altra squadra, posso farlo. Mi chiede di prendere qualche rimbalzo, beh, guardo le monete e dico aspetta Lele, per i miracoli non sono attrezzato, però ti posso dare anche una mano. E questo è Forrai, è un lottatore, è uno che in quel corpicino lì rinchiude l'essenza della pallacanestro. Rimbalzo in attacco di De Nicolao, Trento è tornata a -1 con il gioco da 3 punti di Caroline. De Nicolao riceve sotto il ferro, tira fuori equilibrio dopo il recupero di Forrai, ma riesce comunque ad appoggiare al vetro il canestro del nuovo +3. Ancora Forrai vuole andare dentro proprio da Caroline. Il miglior marcatore del campionato taiwanese nella passata stagione torna fuori proprio da Forrai, tripla sbagliata, rimbalzo in attacco di Mezzanotte, che poi tira buttandosi in avanti, sbaglia anche questo, alla fine il rimbalzo di Watt. Mezzanotte è un giocatore che mi piace moltissimo, sta avendo poco spazio, sta giocando 11 minuti di media, un giocatore che secondo me potrebbe ambire a giocare un po' di più. Io non sono lì per vedere gli allenamenti, non sono lì per vedere come si rapporta con i compagni o con lo staff, però per me meriterebbe di poter giocare un po' di più per quello che vedo in campo. De Nicolao, Watt, il pallone per Stone che è entrato in campo, fa girare come un flipper il pallone, l'attacco di Venezia, poi tripla frontale di De Nicolao sbagliata, rimbalzo proprio di Forrai. Adesso Trento ha anche nelle mani il possesso per tornare eventualmente in parità.
Forrai vede il taglio di Caroline, lo serve, semigancio sbagliato, rimbalzo toccato solo per un momento dalla Durner. Alla fine è la difesa di Venezia che lo controlla, poi Stone contro mezzanotte riesce a ottenere il cambio, preferisce andare da Vitali per far sì che Watt possa giocare l'1 contro 1 in quel quarto di campo contro mezzanotte. Ancora l'1 contro 1, arriva da dietro Forrai per provare a sorprendere Watt, però prende la mano e non il pallone. Qua il replay del contatto di Toto Forrai ai danni di Mitchell Watt. Primo fallo personale, ovviamente bisognerà stare attenti anche ai falli in casa Trento, perché con un roster così corto bisognerà cercare di non avere problemi che costringano l'Ele Molin a sostituzioni forzate. Tanto Michele Vitali torna da Tonut, è uscito Caroline per andare in panchina a prendere un po' di riposo, tripla sbagliata da Michele Vitali. Forrai mette a posto i compagni, doppio blocco, sceglie il lato destro, quello di Jonathan Williams, poi arriva anche la Durner, palleggio, arresto e nono punto della serata per Toto Forrai. Hanno bisogno di questi punti per rimpiazzare giocatori che in questo momento non sono in campo per i problemi che avevamo elencato prima, ma che hanno questi punti nelle mani e quindi chi meglio di Forrai per poter fare questo? Dall'altra parte l'essenza, l'eleganza di Tonut. Forrai ancora una volta prova a portare il pallone, la penetrazione restata dal contatto col corpo di Julian Stone, fallo della difesa. E poi diventa difficile da difendere perché quando comincia a prendere la partita in mano, cioè, ha un controllo del pallone che è impressionante, è sempre compatto, è sempre sotto equilibrio, quindi è difficile metterlo in difficoltà. È lui che mette in difficoltà gli altri perché spesso crea lui i contatti e gli arbitri vedono sempre spesso un fallo a favore suo. Williams mette palla a terra, la penetrazione viene stoppato da Watt, prova a correre in 3 contro 2 Venezia con Tonut, assist per De Nicolao che segna il canestro in layup. E Venezia deve fare questo, correre, difendere e dall'altra parte mettere punti a tabellone facili. Una piccola fascia per noi su Eurosport 1 e poi di nuovo alla BLM Group Arena. Proseguiamo invece su Discovery Plus, dove chiaramente, lo sapete, le pubblicità non esistono per voi abbonati. Qua andiamo a rivedere Williams che per l'ennesima volta in questa partita cerca un'avventura centroarea un po' rischiosa, un po' campata per aria, stavolta si schianta contro Watt. Beh, sai, alla fine se tu sei la difesa che deve difendere contro una squadra che predilige ad andare vicino a canestro e non tirare da dietro l'arco, quindi è molto più facile intassare l'area per poter provocare questo tipo di perdite. Più 5 Venezia con il layup di De Nicolao che ha portato poi al timeout chiesto da Lele Molin. Una Trento che comunque in qualche maniera sta riuscendo a non sprofondare nonostante le numerose assenze. Per il momento i rimbalzi offensivi stanno anche aiutando la Dolomite Energia, sono già 6 quelli della squadra trentina che infatti ha preso anche 6 tiri dal campo in più rispetto a Venezia, sono 30 quelli totali dell'Aquila, 24 invece quelli della Reyer. Si torna sul parquet dopo il minuto di sospensione con la difesa anche allungata da parte di Venezia, riesce a superare facilmente la prima linea a Trento che poi riesce ad arrivare anche al ferro con Caroline, meno 3. Impressionante la forza di Caroline che in qualche modo ha preso questo pallone e ci ha spazzato con una facilità incredibile di Nicolao che era lì che lo aspettava per poter prendere questo fallo di sfondamento. Watt dall'altra parte vorrebbe schiacciare e mettere nel poster il povero Conti, si infrange però il suo tentativo sul secondo ferro. Caroline contro Tonut dall'altra parte, lo scarico per la Durner che prova il piazzatone dalla media distanza. Ancora una volta i rimbalzi offensivi terranno Trento in quella metà campo. Beh, ha un senso il fatto dei rimbalzi offensivi, una squadra che spesso
predilige quei tiri della corta distanza o non da dietro l'arco, quindi è una squadra che ha più giocatori vicini al ferro. Intanto vediamo questa prodezza di Watt che era impressionante, però già averla provata, essendo così lontano dal ferro, è già da premiare. E quindi se tu sei una squadra che spesso prende questi tiri dalla corta distanza, spesso avrai più giocatori vicino al ferro, e da qui la spiegazione perché Trento in questo momento qua sta dominando anche il rimbalzo d'attacco. Watt, scarico per De Nicolao che si alza e spara, sbaglia la conclusione, rimbalzo toccato da Williams e controllato da Conti, poi Flaccadori trova Caroline sotto il ferro, non c'è il canestro, ci saranno i 2 liberi per il fallo di Andrea De Nicolao. È una forma di giocare, è una forma di interpretare e di andare a cercare con passaggi quella posizione che poi permette a Trento di avere tiri ad altissima percentuale, come abbiamo detto prima, o il fare arrivare i compagni per poter avere un rimbalzo d'attacco. Torna in campo Martina Sekodas per Venezia che ha già segnato 35 punti in un quarto e mezzo o poco più. Abbiamo detto prima, in questo campionato 15° e penultimo attacco Venezia per punti segnati, e anche in Eurocup non è che vada molto meglio, mentre Caroline segna il primo tiro libero, sbaglia invece il secondo, si rimane sul +2 per gli ospiti. Vitali supera la metà campo in palleggio, poi aspetta Mazzola, segnato per De Nicolao che si vede rubare il pallone per un istante da Conti, ma lo perde subito. Che assist, no look di Vitali, ma Mazzola non riesce a trovare la coordinazione per appoggiare il pallone al vetro. Dall'altra parte Williams si butta addosso al corpo dell'avversario e guadagna 2 liberi potenzialmente del pareggio. Bravo Williams, perché in qualche modo poteva commettere un fallo di sfondamento, invece in qualche modo questo hockey step, questi passi laterali lo hanno portato a sì subire il contatto, credo che Ecolas che lo manda in lunetta, altrimenti una corsa diretta verso il ferro avrebbe provocato contro Williams una falta, un'infrazione di attacco. Intanto quel layup sbagliato in precedenza di Mazzola era solamente il 4º tiro da 2 in stagione di Mazzola, che è 0 su 4 da 2, 14 su 24 da 3. Direi che in stagione? In stagione, è abbastanza chiara la sua preferenza dal punto di vista offensivo. Bravissimo. Quindi lui dice: io tiro da 3, cioè vale sempre di più, anche un tiro sbagliato da 3 secondo me vale di più. Williams segna solo il primo libero, il secondo, quello del pareggio, invece rimane sul ferro. Bramos per Vitali, blocco verso il fondo di Ecodas che poi neanche si concretizza, allora scambiano i 2, Vitali si rimette a posto coi piedi oltre l'arco e scaglia la tripla del +4. Oh, Vitali stava guardando dall'altra parte, stava guardando verso la tribuna nord, quindi il difensore ha detto non tirerà mai, cioè la velocità con cui Vitali ha preso questa palla, ha messo i piedi a terra, già guardando dall'altra parte, poi ha scagliato questo tiro verso il suo canestro, impressionante anche lui. Palleggio, arresto e tiro cortissimo da parte di Conti, rimbalzo proprio dello stesso Mazzola. Sanders pronto ad attaccare proprio Conti, lo lascia dietro sul blocco di Ecodas che poi riceve sul roll a centro area, lo stoppa la Durner, ma la sua stoppata diventa quasi un assist per Bramos. Conclusione sbagliata dall'angolo per Bramos. Allora Caroline dall'altra parte vede Flaccadori, sempre fermo a quei 7 punti dei primissimi minuti. Ancora Flaccadori che attacca Vitali, alza la parabola, contatto sul corpo di Flaccadori, altri 2 liberi. È importante, è importantissimo trovare il modo di arrivare più vicino possibile nel cuore dell'area per poi o subire un fallo o come dicevamo prima, permettere ai tuoi compagni di prendere posizione per far sì che forse la squadra abbia una seconda possibilità. Liberi per Flaccadori che in stagione viaggia con il 79,5% a cronometro fermo. Qua segna il primo, arriva a quota 8 punti come Jordan Caroline, anche se fin qui il top scorer trentino ovviamente l'immarcescibile capitan Totto Forrai a quota 9. Ah, gliel'hai detto tu, glielo dico, come l'hai chiamato? Immarcescibile, è una cosa positiva. Brutta sta parola, cioè te lo dico. No, è una cosa positiva. Hai detto che era marcio? No. 2 su 2 per Flaccadori e 2 sono anche i punti di stacco tra le due squadre sul 36-38. Ora Sanders
riesce a procurare il cambio per attaccare la Durner, penetrazione, scarico dentro per Ekodas che riesce ad appoggiarsi al vetro. Grandissimo impatto del lituano sulla partita. Sì, grandissimo impatto, bravissimo Sanders a non perdere questo pallone, a penetrare in equilibrio per poi cercare questo passaggio corto per il suo compagno. Ekodas è un giocatore che sceglie forse su 10 tiri, tutti e 10 con la mano sinistra, perché spesso si gira verso la sua mano forte anche per cercare un tirettino corto. Intanto altra iniziativa offensiva rivedibile di Williams, che quando deve fronteggiare e mettere palla a terra non sempre trova le scelte migliori, anche in questo caso è arrivata la palla persa. Ora Sanders si lancia quasi per cercare un fallo che gli arbitri non gli concedono. Flaccadori dall'altra parte con la Durner che arriva a piazzare il blocco, vorrebbe andare invece da Williams in avvicinamento, questa volta da spalle a canestro, parte in maniera più decisa e trova il canestro meno 2. Difficile da difendere questa mano sinistra, è veloce, quando non ha bisogno di fare cose strane, è capace di arrivare fino in fondo. Mazzola ci ha messo del suo, però alla fine la velocità lo ha battuto e gli ha permesso di andare sulla sua mano sinistra. Extra pass di Sanders, Mazzola è liberissimo in angolo, è un grandissimo tiratore a 3, l'abbiamo detto, ma questa gira sul ferro ed esce, e allora Trento ha addirittura sorprendentemente il pallone del sorpasso con Williams che vuole attaccare di nuovo contro Ekodas, lo fa saltare con la finta, grande giocata stavolta di Williams. Eccolo qua il canestro della parità, 40-40 anche se non è tennis. Tu te lo ricordi Walter Verri? Napoli, non ero ancora nato. Però l'hai visto giocare, dai, su, ce l'avrai visto, secondo me si assomiglia moltissimo per come usa il piede perno, per come usa questa mano sinistra, molto, veramente, cioè, in quella giocata mi ha fatto rivedere Walter Verri, un giocatore incredibile. Anche Ekodas adesso prova a usare il perno, la palla rimane lì, rimbalza addirittura in testa, poi la ritrova il lituano e segna il suo 11° punto, diventa il top scorer della partita al pari proprio di Jonathan Williams. Di nuovo parità tra le due squadre con Flaccadori che va in angolo da Conti, dentro per Williams, dentro ancora per il taglio della Durner, gira molto bene il pallone per Trento, 2 liberi in arrivo. Beh, Moline è questo tipo di allenatore, un allenatore bravo ad allenare, bravo a mettere a posto i dettagli e la sua squadra gioca in questo modo qua. La classifica dice questo, dice che Trento è una squadra che gioca a una super pallacanestro e si vede anche da questo tipo di giocate, da questo tipo di scelte. Liberi quindi per Maximilian Ladurner, uno dei giocatori cresciuti nel settore giovanile proprio dell'Aquila, lui che è stato reclutato all'interno della regione, nativo di Merano in Alto Adige. Qua sbaglia il primo tiro libero, solamente il secondo della sua stagione. Segna poi invece questo, 2 su 3 totale in questo campionato, e Trento che torna lì a -1. Ultimi cambi in vista dell'azione finale, c'è spazio per il debutto di un altro giocatore, lo vedete con la maglia numero 9, Richard Morina, altro classe 2004 come Lorenzo Dell'Anna che aveva esordito sul finire del primo periodo. Entra per questa ultima azione in difesa per prendere le piste di Victor Sanders, al quale anche una certa somiglianza fisica. Infatti Trento che ha 2 falli da spendere, il primo lo spende proprio Morina. Che bello entrare in questo tipo di situazione. Sei freddo, sei giovane, hai voglia di giocare, cioè, vuoi menare tutti, vuoi mangiarti il campo, cioè, non te ne frega niente, è troppo bello, cioè, è una situazione troppo bella questa. Altro fallo di Morina, ovviamente non ha problemi a spenderne in questo frangente. Tra l'altro sembra di vedere tipo il mini medio Steam Powers quando marca Victor Sanders. Trento che adesso è arrivata a 4 falli di squadra, non ne può più spendere. Ekodas per Vitali che restituisce al lituano, arriva l'aiuto ancora una volta perfetto di Forrai, ma Ekodas è bravissimo a controllare il corpo, segna appoggiandosi al vetro il canestro del +3, poi la replica quasi da metà campo di Williams, non va a bersaglio. Finisce qui un primo tempo molto equilibrato, più equilibrato di quanto fosse prevedibile all'inizio. Trento è lì, attaccata a Venezia, 41-44, 3 punti di vantaggio per la Reyer. Trento 3 punti di vantaggio per la Reyer. 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 3 punti di vanta
Anticipo della 15ª giornata tra Dolomiti Energia e Umana Reyer. Il punteggio lo vedete in grafica: 41 Trento, 44 Venezia, con la Dolomiti Energia che è riuscita a vincere sia pur di un solo punto il secondo periodo. Una partita, dicevamo Ugo, che sembrava dal pronostico non dico chiuso ma decisamente indirizzato verso gli ospiti, date le assenze di Reynolds, di Bradford, di Saunders per Trento. Anche Venezia ha chiaramente le sue assenze, ma ha comunque un roster sicuramente più profondo, più lungo, più qualitativo rispetto ai padroni di casa, che però hanno trovato un primo tempo di grande garra, di grande carattere, e sono ancora lì appaiati a giocarsela. Sì, completamente d'accordo con te. Credo che Forrai abbia suonato questa carica nel momento importante. A Flaccadori in qualche modo sono riusciti a imbrigliarlo, però alla fine in 14 minuti è riuscito a mettere 9 punti a tabellone. Lo stesso Williams, bravissimo a pennellare con questa mano sinistra. Quindi abbiamo una partita, cioè, la Dolomiti Energia sembrava una squadra che doveva soccombere sotto i colpi dell'Umana Reyer Venezia, ma non è così. In qualche modo sono riusciti ad emergere e a galleggiare. Un numero importante secondo me per la Dolomiti Energia è questi 80 punti. Spesso quando questo numero è stato sotto gli 80 punti hanno perso, spesso quando questo dato era sopra gli 80 hanno vinto le partite, quindi attenzione alla squadra di Raffaele. Queste le statistiche delle due squadre, con percentuali identiche da 3 punti, 45% da 2 contro il 63% di Venezia. Eppure, come detto, le due squadre sono separate solamente da un possesso, da 3 punti. Trento che nel primo tempo ha anche fatto esordire per la prima volta in carriera in Serie A due minorenni, due classe 2004, i giovani Lorenzo Dellan e Richard Morina, a dimostrazione anche di quanto sia corto e in emergenza il roster di Trento, che però ovviamente non si può fermare e che anzi tra pochi giorni sarà anche attesa dal rientro in Eurocup, dove mercoledì giocherà a Belgrado contro la corazzata Partizan di Željko Obradovic. Intanto è iniziata la ripresa subito con un errore al tiro per la Dolomiti Energia. Dall'altra parte Sanders dentro da Watt, che ha preso una botta al volto in avvio di partita, poi però è tornato e si è subito fatto sentire nel secondo quarto. Ora Tonut, che per un attimo pensa al tiro da 3, poi viene chiuso in quell'angolo, riesce ad appoggiare il pallone dentro a Watt, ultimi 2 secondi, ancora Forrai, il solito Forrai, riesce a disturbarlo e a strappargli il pallone. Flaccadori dall'altra parte, subisce il fallo di Sanders e andrà in lunetta per i 2 liberi del -1. Wow, intanto quello che ha fatto Forrai è impressionante. Sapeva di non avere nessuna soluzione lì sotto canestro, quindi si leva e con questa mano sinistra va a anticipare il rimbalzo di Watt contro terra. Quindi sporca questo possesso che poi dà la possibilità a Trento di correre in contropiede. Flaccadori bravissimo contro Sanders, sa che lo può stoppare, quindi si copre con il corpo, subisce il fallo e va in lunetta con 2 tiri liberi. Se questo è Trento, anche con le assenze è una squadra difficile da domare. Flaccadori in lunetta, segna il primo, col secondo riporterebbe Trento a -1, cosa che avviene. 11 punti, 4 assist fin qui nella partita dell'ex giocatore del Bayern Monaco, che adesso va anche a prendersi Sanders in difesa. Tonut scambia con Mazzola, rivuole il pallone indietro per attaccare Williams, finta, passo e tiro, sbaglia la conclusione, rimbalzo numero 9 della partita di Jonathan Williams, palla per il sorpasso addirittura di Trento. Vorrebbe Forrai andare dentro a Caroline, per una volta arriva un errore di Forrai, troppo leggibile questo passaggio, allora Sanders corre in contropiede, il secondo ferro di quei canestri che conosce molto bene, lo aiuta. Forrai ha avuto il dubbio di passare o non questo pallone, quando ha preso la decisione ormai la difesa era pronta per anticipare il passaggio su Caroline. Dall'altra parte Sanders continua a fare quello che ha fatto nel primo secondo quarto, che è con facilità mettere i punti a tabellone. Tiro difficilissimo quello che ha fatto in mezzo all'aria con questo run. Finta di mezzanotte che fa saltare l'avversario, poi si appoggia al vetro ma sbaglia le misure. Rimbalzo di Sanders, vedete la differenza nelle percentuali da 2 punti per le due squadre, con Venezia che sta tirando al 62%, si abbassa un po' la percentuale con questo jumper un po' forzato da parte di Victor Sanders. Flaccadori vuole attaccare, spinge però lui su Mike Bramos, fallo in attacco. Intanto prende una botta sulla coscia, la tipica vecchia. È stato
bravo Bramos in qualche modo ad indovinare questa traiettoria. Falcadori non era per niente d'accordo con questo fischio. Difficile, questo è un fischio difficile per gli arbitri, non è così facile da chiamare. Eccolo qua, Victor Sanders, lo dicevamo, ha giocato a Trento nella passata stagione, 53 partite ufficiali, viaggiando a poco più di 10 punti di media tra Supercoppa, Wow. Campionato ed Eurocup, mentre è sempre pulitissima l'esecuzione di Michael Bramos. Impressionante la facilità che ha nel uscire, correre queste traiettorie, crearsi spazio dai blocchi portati dai compagni per poi trovare la coordinazione per mettere questi piedi, far partire questa pennellata che ha con un equilibrio che è al di fuori del normale, cioè, in qualsiasi momento, con qualsiasi forza centrifuga, lui è capace di saltare e cadere sempre nello stesso posto. Guarda, impressionante. E fanno 9 punti per il greco del Michigan, il nuovo massimo stagionale per Bramos, che però è solamente alla quinta partita giocata in questa stagione. Ci riprova anche da questo angolo e adesso la mano è calda, anzi è rovente. 4 su 5 dall'arco e massimo vantaggio Venezia sul +9. Il problema è che lo fai a Forrai. Forrai è un difensore esperto, sa chi ha di fronte e sa che non può dare spazio a uno come Bramos. Lo ha sorpreso perché forse non si aspettava che questo pallone arrivasse in angolo da Sanders e ha sorpreso la velocità con cui Bramos ha gestito questo possesso e come ha fatto partire questo tiro. Allora adesso il time out lo chiama Lele Molin. Io intanto vi ricordo che finita questa partita vi conviene non cambiare canale, perché dopo di noi arriva un altro episodio di Hall of Fame Italia, la serie di 6 speciali curati da Massimiliano Ambesi della nostra redazione Sport Invernali. Quello che vedremo questa sera qui su Eurosport 1 dopo la partita è intitolato La Freccia Rossonera e racconta di Mirko Wielerman, che conquistò la prima medaglia olimpica italiana in uno sport del ghiaccio nel 1994, dopo aver vinto l'argento nei 500 metri. È stato capace di guidare anche la staffetta azzurra al successo, all'oro. Molto interessante la storia. Se avete già visto anche le puntate precedenti, sapete quanto sia grande il lavoro che ha fatto il nostro Massimiliano Ambesi. Se non l'avete ancora viste, le potete anche trovare tutte su Discovery Plus ed Eurosport Player. Si torna a giocare dopo il time out con Toto Forrai che aspetta il blocco di Jonathan Williams, la penetrazione, poi si schianta contro Watt che ha accettato il cambio difensivo. Caroline da 3 punti, niente da fare, rimbalzo Tonut. Adesso inizia a scivolare via un pochino la partita dalle mani dei giocatori trentini. Tonut, palleggio, arresto, canestro e per la prima volta nella partita Venezia è avanti in doppia cifra. Beh, la specialità della casa, questa di Tonut, c'è la facilità che ha nel leggere cosa le succede intorno, palleggio, arresto e tiro, creandosi spazio senza forzare niente. Dall'altra parte l'azione precedente, che è quello che vediamo praticamente in questa azione, Venezia non ha permesso a Trento di avvicinarsi al ferro, quindi è obbligata a prendere questo tiro da 3, che è quello che non vuole fare Trento. Quando Trento ha deciso e ha trovato la possibilità di arrivare fino in fondo, vicino al ferro, spesso ha trovato cose importanti. E contrariamente, quando Venezia è stata capace di respingere al mittente questo attacco, tenendo lontano Trento dal ferro, Trento ha fatto fatica. Quindi io credo che sia lì la partita per Venezia. E intanto 15° punto di Bramos, 5 su 6 dall'arco e sta spezzando lui la partita. Di nuovo massimo vantaggio Venezia sul +12, dopo che in precedenza Williams aveva interrotto il parziale di 10-0 degli Oro Granata. Caroline si butta indietro, sbaglia ancora Jonathan Williams, che poi subisce il fallo. Con questo rimbalzo arriva a 10, doppia per lui. Adesso è proprio Jonathan Williams che sta cercando in tutti i modi di arginare la fuga veneziana. Di nuovo Venezia in qualche modo ha battezzato Caroline e le ha detto tira. Mazzola ha fatto un passo indietro, però non puoi farti sorprendere della penetrazione di Caroline che va in mezzo all'area, perché poi lui arriva in mezzo all'area, Williams è vicino al ferro e quindi c'è un altro giocatore che può andare a rimbalzo di attacco, che è quello che fa molto bene Trento, avvicinarsi al ferro, poi avere molti uomini con la maglia scura vicino al ferro per poter ricontrollare quella seconda possibilità. Jonathan Williams in lunetta, in questa stagione straordinaria costanza per lui.
Se facciamo eccezione per i 2 punti segnati contro Pesaro, nelle altre 11 partite su 12 è sempre andato in doppia cifra e sempre ha segnato una cifra compresa tra 10 e 15 punti. Una costanza di rendimento, come detto, clamorosa per Williams, che 15 punti li tocca anche questa sera con questi 2 liberi, eguagliato quindi il suo massimo stagionale. Ora grande stoppata su Tonut, rimbalzo in attacco per Watt, si lamenta Molin che sosteneva che Watt avesse pestato la riga di fondo, poi Sanders sbaglia il jumper e quindi alla fine i punti per Venezia non arrivano. Flaccadori per attaccare dall'altra parte, vede Williams che è rollato sotto il ferro, arriva la schiacciata, 17 per lui, nuovo seasonale. Poco da dire, Trento è allenata molto bene, Trento sa cosa andare a cercare, è sempre lucida, è sempre pronta a sfruttare quello che la difesa non sta facendo bene, come in questo caso Flaccadori, e con questo passaggio tagliente per il suo compagno che era in mezzo all'area. Sbaglia la tripla Abramos, solamente il suo secondo errore in questa partita. Adesso Trento, sfruttando anche l'incitamento del pubblico, prova a riavvicinarsi. Caroline in post basso, sbaglia, poi tocca rimbalzo sul pallone vagante. Il più lesto ad arrivare è Luca Conti, che quindi garantisce un altro pallone a Williams. Fallo subito sul tiro da 3 punti. Ci saranno 3 tiri liberi per Trento, che ancora una volta, anche dopo essere arrivata sotto di 12, non ci sta e tenta la rimonta. Victor Sanders, intanto questo è il passaggio di Flaccadori verso Williams, e il fatto che dicevamo prima che Trento è una squadra che sa giocare e va a cercare quello che allena in settimana. Dall'altra parte intanto inquadrato Sanders, che con quel tocchettino sulla pancia di Williams forse si aspettava che gli arbitri non lo vedessero. Si è incaricato Williams di far capire all'arbitro che c'era stato un contatto. Va in panchina con 4 falli Victor Sanders, che se parametriamo tutti i dati sui 40 minuti è il secondo giocatore che commette più falli nel nostro campionato. Più di lui solamente Ousmane Diop di Sassari ha una frequenza più elevata di falli per minuto giocato, mentre Williams in lunetta riporta a 2 possessi di distanza la Dolomiti Energia, 51-57, quando siamo ormai oltre la boa di metà terzo quarto. Vedete anche la differenza nel numero di liberi tentati e anche nella percentuale tra le 2 squadre. Tonut contro Caroline, palla sbagliata verso Watt, capisce tutto Mezzanotte, può provare a correre Trento. Caroline riceve ma perde la maniglia, un errore che fa male questo a Trento, perché poi lancia anche il contropiede di Venezia. Fallo speso volontariamente da Mezzanotte per arrestare il contropiede in inferiorità numerica. Intanto quello che è successo dall'altra parte con Caroline è un giocatore potente, esplosivo, e lanciato in velocità, deve avere un controllo perfetto di questo pallone, altrimenti può succedere quello che le è successo e quindi perdere la maniglia, permettendo a Venezia di andare dall'altra parte con Tonut, che poi riceve questo fallo a metà campo e quindi spedito sul laterale a rimettere questa palla in campo di nuovo. Altra palla recuperata da Trento, questa volta con Flaccadori su De Nicolao. Flaccadori che poi prova ad attaccare, si vede la strada chiusa, deve tornare indietro, si libera quel quarto di campo comunque per l'1 contro 1. Caroline a centro area, riesce controtempo a trovare il tiro, sbaglia il tap-in Williams, altro rimbalzo offensivo, terzo rimbalzo offensivo in fila. Alla fine Caroline riesce al quarto tentativo a trovare i 2 punti e stavolta c'è anche il fallo, potenziale gioco da 3 punti e Trento può ritornare addirittura a un possesso. Questo non è casuale, Mario, questo è una cosa allenata, questa è una squadra allenata ad andare a rimbalzo d'attacco, devota nel seguire un tiro sbagliato del compagno e pronta a tenere questa palla viva per far sì che alla fine in qualche modo la squadra abbia una seconda, una terza e addirittura una quarta possibilità. Sbaglia però il libero aggiuntivo Jordan Caroline. Comunque sono già ben 12 rimbalzi offensivi in meno di 3 quarti nel match di Trento. Adesso il canestro e fallo, arriva anche nell'altra metà campo il protagonista, è sempre il solito, ovvero Martinas Ekodas, che avrà il libero aggiuntivo. Con dei numeri importanti Ekodas, lo dicevamo prima, cioè, quindi in 12 minuti ha 13 punti, questo rimbalzo d'attacco che poi cadendo di nuovo, simile al fallo che ha subito Watt, con questa mano non dominante di richiamo che in qualche modo
cerca di dare equilibrio a un corpo che sta cadendo verso il basso, e a volte, e spesso il difensore che è sotto si porta la parte peggiore di questa azione. Il massimo di punti segnati da Ekodas in Serie A era di 7 nella vittoria interna contro Cremona. Oggi ha già più che doppiato questa cifra, diventando così uno dei migliori marcatori dell'incontro. Williams per Mezzanotte, che si mette a posto coi piedi, scaglia la tripla e torna di nuovo a -4 Trento. Per questo dicevo prima di Mezzanotte, non sta giocando tanto, e secondo me dovrebbe forse convincere il suo allenatore che meriterebbe più spazio in campo, perché fa le cose con una facilità incredibile, quindi forse dovrebbe diventare un po' più attivo fisicamente e mentalmente nella parte difensiva, non tanto offensiva. E questa volta il fallo Ekodas non lo subisce, bensì lo commette. Fallo in attacco. Venezia peraltro raggiunge così quota 4 falli di squadra, esaurisce il bonus e adesso in difesa dovrà stare attenta, se no concederà altri liberi alla Dolomiti Energia. Arriva Mezzanotte, poi toglie subito il blocco, lo piazza Jonathan Williams, Flaccadori chiude il palleggio, ribaltamento di Mezzanotte, Caroline non guarda neanche il ferro, addirittura pick and roll tra lunghi con Williams, poi l'intercetto di Tonut che capisce tutto, ruba la palla, arriva dall'altra parte, non dà nulla per scontato Jordan Caroline, una delle stoppate più belle di questo campionato. E Tonut lo ha visto arrivare, secondo me gli ha tagliato la strada dicendo: se faccio questo in qualche modo o anticipo il tiro non arriverà mai a stopparmi. Impressionante Caroline, gli ha preso il tempo. Intanto ride perché lui sa di aver non sbagliato, però di aver forse peccato un po' di ingenuità, sapendo che dietro hai un corridoio, un saltatore che ti potrebbe in qualsiasi momento cancellare questa palla. Una finta da Tonuti fatta in quel momento lì avrebbe mandato Caroline completamente in tribuna. È stato un po' ingenuo, forse un po' pigro Tonut, poteva schiacciare, poteva andare dall'altra parte del ferro per proteggersi, ma il fatto sta che rimane la clamorosa rimonta di Caroline. Sembrano 2 punti già fatti, ma lui non si è dato per vinto, ma alla fine a Venezia va forse meglio così, perché invece di quei 2 punti sulla rimessa ne sono arrivati 3. Intanto da grandissimo campione, cioè mette questo tiro da 3 e poi punto nell'orgoglio, va a recuperare quel pallone. E adesso trova il secondo recupero in pochi secondi Tonut. Nell'altra metà campo, altro fallo subito da Ekodas, Conti che allarga le braccia, chiaramente prova a difendere come può. Beh, prova a difendere. Intanto rivediamo questo gesto impressionante. Cioè, Tonut poteva andare a tirare con la mano destra e quindi ha detto: se vado lì forse mi prende il tempo e mi stoppa. Quindi cambio strategia e anticipo il tiro, vado con la mano sinistra. Il problema è che non ha fatto i conti con la fisicità di questo ragazzo. Caroline avrebbe stoppato qualsiasi cosa avesse tirato verso il canestro Tonut. Qua un'altra possibilità per Tonut sarebbe stata quella di andare ad appoggiare il pallone al vetro dopo che il pallone tocca il tabellone e non è più giocabile dalla difesa. Una scelta che forse avrebbe potuto fare anche in quella famosa azione finale nella partita persa in volata a Brindisi, mentre Tonut va vicino al terzo recupero in 1 minuto, mentre Mezzanotte consegna il pallone a Forrai. Schiacciato a terra per la Durner, lo stoppa invece Watt, che è il miglior stoppatore del campionato e quindi non ci deve stupire più di tanto, ma poi la Durner ritrova il pallone, vede il taglio di Conti e gli serve l'assist del -5. Beh, questa è una giocata che spesso trova la via del canestro, c'è una palla sotto o vicino al canestro e un primo taglio e un secondo taglio dal lato debole. Spesso la difesa difende il primo o addirittura no, ma il secondo spesso è indifendibile, quindi quando una squadra riesce a fare quel tipo di movimento spesso trova una chiave di lettura o addirittura un canestro direttamente. Adesso violazione di passi, altra palla persa per Venezia, che aveva cercato la fuga, era arrivata anche a +12, sembrava alla fine che il break decisivo potesse arrivare, e invece Trento veramente ha non le 9 vite dei gatti, ne ha 29 in questa partita, perché continua veramente a rimanere in linea di galleggiamento. Adesso Forrai va dentro dalla Durner contro Ekodas, si svita, tiro difficile ma segnato, -3. Capito? Perché non è un gatto normale, non è un gatto di città, è un gatto di montagna, quindi è diverso, capito? È più resistente. È più resistente, capito? È difficile da annientare.
3 punti e 5 rimbalzi per la Durner, anche lui sta provando a dare il suo contributo in una serata particolare per Trento, così corta, con così pochi giocatori, mentre Watt attacca, scarica, Michele Vitali si alza e spara sulla sirena. Scrivete 3 e sono 3 importantissimi per l'ex Sassari Andorra. Senso del dramma di Michele Vitali impressionante, cioè non ha la possibilità in maniera primaria, riceve questo pallone da Watt e fa un tiro impressionante. Forrai sulla sirena, ancora una volta torna la borsa dei trucchi del mago e ne estrae uno nel momento più propizio, palla appoggiata al vetro, buzzer beater che vale il -4 per la Dolomiti Energia. Rivediamo di nuovo la straordinaria giocata di estro di un giocatore clamoroso come Toto Forrai, che poi giustamente si fa una risata. Finisce qui il terzo quarto, 4 punti separano le due squadre, 6-2 Trento, 6-6 Venezia. Tra poco i 10 minuti decisivi qui alla BLM Group Arena. Torna già in campo Venezia dopo il minuto di sospensione, anzi dopo la pausa tra terzo e quarto periodo. Evidentemente parlato poco Walter De Raffaele, rimangono in panchina un po' più a lungo i giocatori di Trento, mentre queste sono le statistiche delle due squadre. Venezia che continua a tirare meglio dal campo e anche decisamente rispetto alla Dolomiti Energia, che però ha trovato già ben 13 rimbalzi offensivi e soprattutto anche 9 punti in più arrivati dalla lunetta rispetto alla squadra Oro-Granata. Tutto pronto per il quarto periodo decisivo alla BLM Group Arena. Venezia ha provato ad allungare fino anche al +12 in questo terzo periodo, ma Trento, nonostante sia con solo 2 americani su 5 a disposizione, nonostante il roster molto corto, riesce al momento a restare ancora in partita. Trento che, se vincesse oggi, potrebbe ufficializzare e blindare la qualificazione alla Coppa Italia per la prima volta dopo 6 anni. Se Venezia perdesse stasera rischierebbe molto fortemente di non qualificarsi invece per le Final 8 per la prima volta dal 2012-2013, dopo invece aver giocato tutte le ultime 8 edizioni. Quindi c'è tanto in palio in questi ultimi 10 minuti, che cominciano con Venezia in attacco e cominciano col fallo subito di Watt. Beh, una Venezia che in qualche modo, come hai detto te, ha bisogno di questa vittoria per continuare ad aspettare. Una Venezia che è ramareggiata da qualche assenza importante, però che in qualche modo è stata capace di
giocarsi la partita fino adesso. I numeri che abbiamo visto prima secondo me sono la chiave di questa partita. Trento sta tirando pochissimo da 3, spesso sta andando dentro. Quelle maglie bianche secondo me invece di andare così lontano dal ferro dovrebbero obbligare la squadra dell'El Molina a prendere i tiri dalla lunga distanza e non trovare il modo di avvicinarsi al ferro o addirittura con qualche taglio dal lato debole trovare una via diretta verso il ferro. Credo che alla fine quei numeri lì, quei 44 tiri da 2 per Trento siano la chiave di lettura per Venezia. Dall'altra parte Trento deve continuare a fare il suo gioco e mettere in difficoltà Venezia da un punto di vista fisico, che è quello che sta facendo. Watt riceve di nuovo, questa volta sbaglia il tiro dopo aver segnato i primi 2 punti di questo quarto. Rimbalzo di Flaccadori, come ricordavi anche tu, 44 tiri da 2 per Trento, solo 10 dall'arco. Adesso ne arriva un altro con Caroline che è stoppato, ritrova il pallone, si appoggia al vetro, non si arrende mai Jordan Caroline, non si arrende mai la Dolomiti Energia di questa sera. E se anche dovesse perdere la partita, immagino che i tifosi bianconeri saranno orgogliosi al 100% della loro squadra, perché stanno giocando una partita assolutamente non scontata. Adesso Forrai tocca ancora un altro pallone, va vicino all'ennesimo recupero, 3 secondi sul cronometro, deve forzare De Nicolao da 3, ferro, rimbalzo di Luca Conti che poi va da Forrai, di nuovo la chance per tornare lì più vicini a un solo possesso di divario. La Durner, vediamo se proverà a giocare l'1 contro 1 contro un giocatore di tutt'altro prestigio come Watt. Si butta indietro, primo ferro, rimbalzo di Ekodas che vorrebbe il fallo, gli arbitri non fischiano. Caroline di nuovo vicino a recuperare questo pallone, Ekodas in qualche modo lo controlla, cade per terra, Caroline si gira verso gli arbitri e dicendo forse ha fatto infrazione di passi. E guardate anche la differenza dei rimbalzi, 37-24 per Trento, nonostante il roster corto. È vero che le 3 assenze sono tutte negli esterni, però è anche vero che ovviamente le energie inizieranno anche a scarseggiare, visto che questi giocatori sono stati in campo tanti minuti. Conti, alzando la parabola, trova il palleggio, arresto e tiro del -2, timeout di Raffaele. Il suo comandante primo in graduatoria gli dà l'ok, dice bravissimo, ti ho dato questo scarico, bravissimo Luca Conti, palleggio, arresto e tiro eseguito in maniera perfetta. Secondo me è un fondamentale che sta sparendo da questo pallacanestro, o è un tiro da 9 metri o è una schiacciata impressionante. Invece quella superficie intermedia, quel palleggio arresto e tiro, quel tiro da una corta distanza fa una differenza enorme. Timeout, come detto, chiamato da Walter De Raffaele al suo 11° anno a Venezia. I primi 5 furono da assistente, poi è passato al ruolo di capo allenatore, dove è riuscito a vincere 2 scudetti, uno, ovvero il primo, proprio in finale contro Trento, e dopo anche la vittoria in Coppa Italia a Pesaro 2 stagioni fa. De Raffaele che però sta avendo sicuramente fin qui il campionato più difficile alla guida dell'Umana Reyer. Abbiamo già raccontato in un'altra partita, in questo girone d'andata Venezia ha già trovato 2 strisce differenti da 3 sconfitte in fila, per ritrovare un campionato in cui Venezia aveva trovato 2 strisce negative del genere nello stesso girone. Bisognava risalire addirittura alla Serie A 1993-94, quando nel ritorno di quel campionato perse per 2 volte strisce addirittura di 5 partite in fila, e alla fine Venezia retrocesse da ultima classificata, mentre si torna a giocare. 7 minuti e mezzo sul cronometro, Venezia è +2, solo +2 e palla in mano. Vitali uscendo dai blocchi, mette a posto i piedi, destro, sinistro e bomba del +5. Lui e Bramos 2 armi improprie, cioè 2 armi incredibili, cioè la facilità che hanno nel crearsi spazio, veloci a sfruttare questi blocchi in uscita, mettere i piedi a posto e fanno veramente del male. E Venezia sta facendo la differenza con i tiri da 3, lo sappiamo, tira tantissimo da 3, la squadra che tira di più da 3 nel campionato, però quest'anno non lo sta facendo con grandi percentuali. 12ª in Serie A, è penultima in Eurocup. Oggi invece, come vedete, 12 su 26 e questo 46% sta assolutamente aiutando la Reyer a mantenere qualche punticino prezioso di vantaggio. Rimessa di Sanders in campo con 4 falli.
Esce Watt per ricevere questo pallone, poi vuole attaccare contro Jonathan Williams, arriva a centro area ma perde il controllo della palla, recupero di Conti che poi aspetta ovviamente le sagge mani di Toto Forrai. Troppo aggressivo di Watt, fallo per lui, è il primo di squadra di Venezia nel quarto quarto. Sì, forse far vedere che dall'altra parte aveva subito un fallo, quindi è una specie di reazione per far vedere agli arbitri forse che non era contento del non fischio dall'altra parte, però è stato bravo Williams ad abbassarsi di più e quel palleggio un po' alto di Watt fa un'enorme differenza, cioè permette al difensore, che in questo caso era Williams, di rubare questo pallone. Dall'altra parte Williams continua nella sua personalissima interpretazione di questa partita, sta facendo canestro in qualsiasi modo. Primo ventello del suo campionato, adesso Venezia in campo con un quintetto molto particolare, senza playmaker, con Sanders, Vitali e Bramos da esterni, e allora Sanders dice mi metto in proprio e stavolta ha abbondantemente ragione lui. Anche Sanders sta facendo una partita incredibile e su De Raffaele è forse l'allenatore che più mi ha sorpreso in tutti questi anni che commento basket, perché le sue squadre hanno cambiato modo di giocare, cioè, spesso ha cambiato interpretazione della sua pallacanestro, non è mai uguale da un anno all'altro e questo ai miei occhi lo rende un allenatore speciale. Ancora Sanders, stavolta contro Williams, vuole prenderne subito un'altra, questa è sbagliata, il tap out però di Bramos è preziosissimo perché garantisce un extra possesso a Venezia. Ci avviciniamo agli ultimi 5 minuti di partita. Watt in angolo per Sanders, extra pass, gliela restituisce Vitali, allora Sanders prende la linea di fondo, riesce ad appoggiarsi al vetro, più 8 umana e vediamo se questo può essere alla fine il break decisivo. Voi ragazzi giovani che state vedendo questa partita, questo è chiaro esempio che un giocatore con la palla in mano non può mai battere una palla in volo ed è quello che ha fatto Venezia, la facilità, la velocità con cui ha eseguito, è entrato in questo gioco e la velocità con cui ha mosso questo pallone prendendo in contropiede i difensori di Trento che avevano fatto una super difesa. Fallo di Mazzola ai danni di Williams, riesce quantomeno ad evitare i 2 punti che Williams dovrà provare a guadagnarsi dalla lunetta. Quando a rivedere l'azione precedente in tutto il suo sviluppo, lo scarico in angolo di Watt, lo scambio tra Sanders e Vitali, poi Sanders riesce a prendersi la linea di fondo per il suo 14° punto a -1 dal massimo stagionale che sono i 15 realizzati al Taliercio contro Cremona, mentre Williams vedete in stagione è al 48%, era il 48% prima di oggi, ma continua invece in questa partita a tirare bene, 6 su 8 nella sua serata che diventa 7 su 9, 23 punti e 12 rimbalzi, ampiamente la miglior prestazione da quando è arrivato in Italia per Jonathan Williams. 5 minuti esatti alla fine, Venezia è più 6 e palla in mano. Sanders aspetta l'uscita di Vitali, si posiziona il blocco di Watt, Vitali poi vede Mazzola, si crea una sponda ma poi Watt non prende posizione dentro, allora bisogna ripartire di nuovo da Sanders che accompagna il pallone, palla persa. Questo è un suo tipico movimento, spesso quando palleggia la palla invece di fare una linea retta verso il basso spesso accompagna questo pallone dalla parte laterale, quindi fino adesso non li hanno mai chiamato, forse questa era troppo evidente per non chiamare questo fischio. Palla persa qua di Trento, era arrivato il raddoppio su Flaccadori che ha provato a liberarsi di quel pallone, non è riuscito a farlo nei tempi giusti e alla fine poi l'ultima deviazione è stata di Williams. È importante anche difensivamente da una parte e dall'altra in qualche modo riuscire a riempire dal lato debole o i giocatori che non sono coinvolti in questa azione, avvicinarsi di più possibile a chi ha la palla in mano per far sì che questo passaggio sia difficile, o spesso il passaggio che cerca Trento è un passaggio corto dentro l'area pitturata ed è quello che deve evitare Venezia. Watt per Vitali, penetrazione, riesce ad arrivare al ferro, vorrebbe addirittura andare a schiacciare a 2 mani, arriva Williams in difesa per tentare la stoppata, trova le braccia di Vitali e quindi ci saranno anche i 2 liberi. Coraggioso Vitali che ha visto la strada per arrivare fino in fondo, a un certo punto poi se ne è accorto che c'era Williams sotto, un saltatore, uno che ti prende il tempo, è stato bravo lui a nascondere il pallone, a farsi toccare, a farsi colpire dal braccio di Williams per essere mandato in lunetta con 2 tiri liberi.
il quale il primo lo sbaglia. Vitali che quasi è andato a sbattere su Luigi Longhi, il presidente della squadra trentina, che non cambia mai di posto, lo vedete seduto lì alle spalle del canestro in cui sta attaccando Venezia, posizione anche abbastanza inusuale per un presidente, ma evidentemente al parterre preferisce quella posizione che ha forse valenze scaramantiche, il numero uno della società trentina. Flaccadori, palleggio, arresto, tiro da 3 punti che rimbalza sul ferro, poi Vitali rischia di vedersi sfuggire il pallone dalle mani ma lo controlla in un secondo momento. Venezia sempre più vicina allo striscione del traguardo, ma c'è ancora tempo per un'eventuale rimonta per Trento. Watt riceve, arriva al raddoppio, scarico per Vitali che si alza e spara dal perimetro. Scrivete 3 per Michele Vitali e forse questa volta sì che è a lungo decisivo. Più 10 Venezia, timeout Molin. Vitali aveva fatto la cosa perfetta, che era ricevere il pallone, guardare verso il suo lato sinistro, ha visto Sanders completamente da solo, ma quando guarda il difensore fa un passo verso Sanders, quindi ha deciso lui di prendere questo tiro. Infatti guarda un attimo e poi prende lui questa soluzione. Sanders in angolo che fa il pugnetto dicendo super scelta. Di nuovo la tripla di Michele Vitali e i suoi tiri, quelli di Michael Bramos, in certi frangenti anche quelli di Victor Sanders, sono stati cruciali questa sera. Bramos 5 su 7 da 3 punti, Vitali 4 su 6, con Trento che per poter provare l'impresa questa sera doveva anche sperare in percentuali non fantastiche di Venezia, doveva provare a tenere una squadra che, come detto, non sta tirando bene a 3 in stagione, a percentuali basse. Invece queste percentuali da 3 hanno sorriso alla squadra di Walter De Raffaele, perché in questo match Venezia è a 14 su 29. Beh, non è facile con la situazione che sta vivendo e il fatto di aver recuperato una partita in settimana, trovare sempre l'energia che ti possa aiutare ad affrontare quello che vai a fare imminentemente. Quindi merito alla squadra di Raffaele di aver trovato questo modo di gioco, segnando 80 punti fuori casa, che spesso è stato un numero che non li ha mai accompagnati. Il numero vittoria sconfitta è 1-5, con spesso punti segnati in trasferta molto pochi, ed è quello che oggi hanno migliorato. Come dicevi giustamente te, Venezia in questo campionato ha perso 5 delle 6 partite giocate in trasferta, l'unico successo lontano dal Taliercio è arrivato al Paladozza contro la Fortitudo. Ora Sanders attacca Williams, riesce a spazzarlo via col braccio esterno, poi però perde il pallone, allora c'è ancora speranza per Trento. Flaccadori, Williams, Forrai mette palla a terra, lo insegue Tonut, vorrebbe andare dentro da Williams Forrai ma viene murato da Watt. Arriva anche il recupero di Vitali che vede il rimorchio di Sanders in angolo per Bramos, ma il gioco viene arrestato. Fischio di Baldini per un fallo in attacco di Sanders, poi arriva un altro arbitro dal lato opposto che è Bartoli. I due si chiariscono, vediamo quale sarà la chiamata finale. Allora, i piedi di Sanders erano forse completamente fuori da fallo tecnico, da questa linea tratteggiata. Fallo tecnico per flopping a Conti. Wow. In qualche modo io credo che Sanders si ferma per non commettere questo fallo, però sta andando in avanti. Adesso il contatto avviene, non so se spalla petto, Sanders va contro il corpo di Luca Conti. Alla fine ha prevalso la linea di pensiero di Mark Bartoli, che come avete visto dal replay ha fischiato subito fallo tecnico a Conti per questo flopping a suo modo di vedere. Beh, sì, non credo che sia un flopping, questo te lo cancello. Credo che Conti era nella posizione giusta per ricevere un fallo di sfondamento, questo è poco ma sicuro. Però devo dire che anche Sanders in qualche modo stava andando quasi laterale, difficile, anche questo un fischio difficile per gli arbitri. Bramos da 3, segna il canestro e guarda un fischio come ha cambiato le cose, poteva essere -8 e palla in mano per Trento, invece diventa +12 Venezia.
certo che quel fischio lì, se fosse stato al contrario, avrebbe aiutato Trento nel suo recupero, nel suo poter ritornare in partita. Un fischio del genere permette a Venezia di trovare il suo miglior tiratore con la palla in mano da dietro l'arco di 3 punti e segnare un tiro pesantissimo che forse mette la parola fine a questa partita. E mi sento di dire che non ci sono dubbi, o ce ne sono pochi sull'MVP di questo match. Mike Bramos, 18 punti, 6 triple a bersaglio, e l'aria di Trento gli piace, gli fa bene. Proprio contro la Dolomiti Energia aveva trovato il suo record in carriera su questo campo di triple, ne aveva segnate ben 9 in quell'occasione. Oggi sono solo, tra virgolette, 6 canestri da fuori di Bramos, ma per il momento sono più che sufficienti per dare un vantaggio corposo alla Reyer a 140 secondi dalla sirena finale. Watt aspetta un compagno, nessuno gli dà una linea di passaggio. Allora si riparte da De Nicolao che vede il taglio di Bramos, intercetto di Forrai, prova a correre Flaccadori. Non si dà per morta Trento, fallo di De Nicolao che ferma la transizione, solo il quarto di squadra. Beh, io non ho mai visto sinceramente tutte le partite che abbiamo commentato di Trento in casa e anche non, lo spirito combattivo di questa squadra, cioè è il Trento style, il modo in cui questa squadra spesso in casa difende e non permette alla squadra ospite, cioè, essere comoda di poter fare il loro gioco. Sì, hanno perso partite, ma sempre combattendo, sempre mai regalando le partite, sempre vendendo carissima la pelle. Arbitri che vanno all'instant replay, intanto io mi correggo, ho guardato la linea sbagliata, il record di Bramos contro Trento di 9 era il record di canestri totali dal campo realizzati, il record di tiri da 3 realizzati era di 6, l'aveva fatto registrare già altre 5 volte, quindi questa è la sesta, eguagliato il suo record di triple segnate in carriera per Mike Bramos, e chissà che in questi ultimi secondi magari non riesca a trovare anche la settima, mentre qua Baldini e Bartoli continuano a visionare le immagini su questo contatto che viene confermato come fallo normale. Sarà la rimessa per Forrai. Arriva a prendere il pallone Conti, Flaccadori vorrebbe andare dentro da Williams, palla persa, si lamenta Williams per un tocco col piede che non viene ravvisato dagli arbitri. A questo punto è praticamente fatta per Venezia, Watt si appoggia al vetro, segna il canestro, c'è anche il contatto. Nuovo massimo vantaggio per Venezia sul più 13, ci sarà anche il libero aggiuntivo, anzi ce ne saranno 2 perché c'è il fallo tecnico per Forrai. Beh, Trento si arrabbia e a Vendonde perché secondo me il passaggio del Flaccadori è stato deviato con la gamba di un difensore. Gli arbitri questo non l'hanno visto, dall'altra parte in qualche modo Watt segna il canestro, va in lunetta ed è quello che poi ha mandato su tutte le furie Forrai. Sì, è quello che stanno chiedendo all'arbitro in questo momento, cioè il passaggio di Flaccadori forse ha toccato la gamba di un difensore di Venezia che ha permesso a Venezia di recuperare questo pallone ed andare in attacco. Secondo tecnico fischiato da Bartoli dopo quello per flopping a Conti, anche questo per proteste a Capitan Forrai. Libero che è stato realizzato da Stefano Tonut. E adesso Mitchell Watt con il suo libero aggiuntivo porta Venezia addirittura al più 15 ed è un divario che probabilmente, anzi senza probabilmente, sicuramente Trento non si merita, perché è un passivo molto più largo di quanto si è visto invece in campo questa sera. Forrai non si arrende, va dentro, si guadagna 2 liberi, ma ormai la partita mi sento di dire che è finita. Venezia con fuori cassa con 70 o meno di 70 spesso ha perso. Venezia fuori cassa con Venezia con più di 70 punti spesso ha trovato la vittoria, quindi un numero anche qua importante, cioè il poter mettere punti a tabellone che poi ti garantiscono quel traguardo importante di una vittoria.
Gli 88 di oggi sono la terza miglior prestazione di Venezia in stagione, ne ha segnati di più solo nei 94 contro Reggio Emilia, i 91 contro la Fortitudo. Ovviamente oggi ha anche avuto un vantaggio per il roster decimato degli avversari, come raccontavamo prima. Trento senza 3 dei suoi 5 americani, ovvero Reynolds, Bradford e Saunders, mentre De Nicolao torna da Vitali che vede dentro Bramos, trova anche il canestro da 2 per arrivare al ventello in questa partita. Primo tentativo da 2 del match e anche primo canestro da 2 della stagione di Mike Bramos, mentre di là si cerca il passaggio per De Nicolao, palla deviata sul fondo. Beh, tu alla fine dici Bramos, cioè non prenderà mai un tiro così corto, un tiro facile, invece sì, invece è capace di ricevere questo pallone tagliando e trovare il modo di coordinarsi per fare questo tiro corto. Forrai vede il taglio di Williams che riesce a ricevere sotto il ferro, riesce anche a appoggiarsi al vetro, riesce anche a arrotondare ulteriormente le sue già ottime statistiche: 25 punti, 12 rimbalzi e 33 di valutazione per Jonathan Williams. Purtroppo per la sua Trento non sono bastati. Si avvicina la sirena finale con Tonut che vuole sfidare ancora una volta Jonathan Williams, finta, pallone per De Nicolao, dai e vai, ancora Tonut che chiude l'azione e adesso è anche accademia da un certo punto di vista per Venezia, che torna nuovamente a più 15. Flaccadori attacca contro De Nicolao, fallo della difesa. Mini basket, cioè, dai e vai, passare e tagliare, cioè, te lo insegnano milioni di volte e guarda come funziona, anche in Serie A. Un banale passaggio, taglio e questa palla battuta a terra regala a Tonut i 2 punti forse più facili della sua partita. Torna in lunetta Diego Flaccadori, 4 su 4 nella partita, il quinto va dentro a sua volta, 12 punti per lui. Chiaramente in una serata con un roster così corto sarebbe servito un Flaccadori ancora più offensivo, con ancora più punti segnati. Ci ha pensato Williams con 25, ci ha pensato Forrai con 15, per entrambi sono i massimi stagionali, non sono arrivate grandi prestazioni dagli altri. Sì, 13 i Flaccadori, 13 Caroline, ma come detto con un roster così corto serviva veramente qualcosina in più, serviva un miracolo, mentre Vitali riesce a uscire dalla pressione difensiva di Trento. Ultimi 20 secondi in arrivo. Chiaramente c'è anche da pensare al doppio confronto e quindi allo scarto in vista del match di ritorno al Taliercio, che potrebbe essere utile in vista della classifica fine stagione. E allora Watt per questa ragione attacca e chiude mettendo la ciliegina sulla torta. Super finta di Watt di dare questa palla consegnata mano a mano, lascia passare il suo compagno, finta, palleggio lungo, prende fiducia, prende forza, prende esplosività, va verso l'alto e fa questa azione impressionante. Il canestro di Conti chiude la partita, finisce 81-94 per l'Umana Reyer Venezia contro la Dolomiti Energia Trento. Venezia eguaglia la sua miglior prestazione offensiva stagionale, quei 94 segnati al Taliercio contro Reggio Emilia. Lo fa però in una partita che è stata più sudata, più sofferta di quello che dica il risultato, di quello che dicano i 13 punti di scarto.